Vi avevo promesso magia ed eccoci arrivati alla puntata per parlare proprio di questo. Segnatevi le date in calendario, 29 e 30 luglio, perché ad Aune si svolgerà un evento fantastico, magico, stregonico. Ne parliamo con Francesco De Bortoli, ma prima sigla. Valdo TV 361, il programma Valdo TV che vi porta a 360 gradi più uno a conoscere le persone, gli eventi e gli avvenimenti di questo territorio. Oggi siamo in compagnia di Francesco De Bortoli. Francesco, benvenuto. Ciao Alessia, grazie. Per parlare di un evento stregonico, non magico, stregonico. E partiamo proprio da qui. 29-30 luglio ad Aune ci sarà questo evento. Sì. Ma perché dobbiamo parlare di stregoneria e non di magia? Beh, innanzitutto sai che in questo periodo, nell'ultimo anno, dopo il Covid, le persone hanno cercato un attimo di trovare una nuova realtà, avvicinarsi più a una filosofia più personale, più naturale e perciò ho detto perché non organizzare qualcosa in una località che possiamo chiedere a 10 persone dove è Aune, 9 ti diranno Croce d'Aune, no, Aune. Perciò dovevo valorizzare un territorio, un posto che non è più conosciuto. Perciò dovevo abbinare queste due cose, un evento particolare e un posto dimenticato. Perciò, poi facendo anche una ricerca storica, ho scoperto che nel 700-600 un vescovo di Feltre aveva segnato come l'Amonese Sovramontino, sai che Aune è sotto il comune di Sovramonte, come un luogo con tanta presenza di stregoneria. Perciò, perché non riprendere queste cose in base anche alla storia? E quindi nasce, le chiamavano streghe, questo... Quindi nasce questo evento che io l'ho dominato, le chiamavano streghe. E quindi la domanda è, chi chiamava strega chi? Chi era la strega? Beh, sappiamo benissimo, penso in qualsiasi luogo d'Italia nel mondo, sono sempre esistite questi personaggi, soprattutto femminili, dove si cercava un rimedio anche naturale nella storia, nella farmacologia, nella medicina. C'erano queste erbane che andavano nei campi a raccogliersi le erbe, che facevano, chiamiamole pozioni, e facevano guarire le persone. E perciò erano anche considerate delle streghe e sono sempre state perseguitate per secoli queste persone. E anche da noi, nei nostri territori ci sono sempre state. Poi la Chiesa le ha un po' contrastate e di conseguenza hanno dovuto nascondersi. E io ho voluto riportare a conoscenza le persone di questa filosofia che è affascinante perché molte persone si sono riavvicinate, come dicevamo prima, a queste filosofie olistiche. E stregoneria fa anche un po' figo, diciamolo, dai. E allora abbiamo messo questo nome a un evento per cercare di portare più persone possibile in una località che come residenti stabili sono 80 persone. Quindi piccolissima. Perciò capirai, 80 persone in giro c'è sento che arriverà parecchie persone. E inizio ad essere anche un po' preoccupato. Perché spieghiamo come si svolgerà questo evento. Sarà un evento che ha tante tematiche, avrà un mercatino, avrà delle conferenze, avrà dei momenti più di contatto con la natura. Sì, allora precisiamo subito che questo evento è al 99,9% finanziato da me e da mia sorella Loretta, che tu conosci. È nato per essere solo domenica 30, poi si è aggiunta la serata del sabato 29 perché mi è arrivata l'occasione di portare in un posto come Aune, ripeto, una persona di nome, una dottoressa, una professoressa dell'Università di Milano che ha sempre studiato storia della religione, eresie, valdesi e si è resa disponibile di venire a fare una conferenza ad Aune. E quindi quali saranno i momenti salienti proprio di questa manifestazione? Allora, dal punto di vista culturale ci sono 3 belle conferenze. La signora Marina Benedetti è sabato sera alle 20,
che appunto ci parlerà di queste cose che ci hai Eresia appena... Valdesi, Ecco. Eresia Valdesi. Poi ci sarà domenica alle 16 c'è Marino Perotto Che lui invece che parlerà parlerà di... di erbe, è un grosso conoscitore di erbe, erborista, conosce tutto quello che è il mondo delle erbe, come usarle come curative, come commestibili, e ha scritto anche un libro che si chiama proprio Le erbe di Marino. Come conclusione, sono anni che lei seguo, la signora Michela Zucca, anche lei è un'antropologa, anche lei è milanese, però abita anche nel Trentino, è conosciutissima nel mondo della stregoneria e soprattutto delle donne streghe, perché lei è una femminista di quelle convinte, no? E questo conclude. E questi sono i punti culturali. Poi invece la domenica ci sarà, iniziamo con lo yoga, poi ci sarà filosofia Reiki, ci sarà le genese, non so se le conosci, quelle sfere energetiche, poi ci sarà un mercato bio, naturale, ci sarà oggettistica, sempre però inerente alla filosofia del mercato, no? E poi ci sarà cercare un laboratorio di danze, cercare di ricordarci come ballavano, come danzavano gli antichi in cerchio tenendosi per mano. Poi ci sarà un po' di tutto, perché poi tutto si accavalla e siamo sempre in movimento, perciò è anche difficile dirti, però la giornata di domenica sarà piena. Piena e quindi vale la pena venire a Daune. Sì, La cosa bellissima proprio di queste discipline olistiche, energetiche e anche della naturopatia è un concetto che secondo me va proprio al contrario di quello che noi invece la società odierna ci porta ad avere, che è il concetto della lentezza. mhm. Ti va di dire qualcosa proprio su questo, no? Perché comunque stai facendo un festival lento. Sì, deve essere un festival lento, anche perché io consiglio di parcheggiare a Croce d'Aune e di scendere al paese di Auno, che è 1 chilometro e 200 metri a piedi, anche per congestionare la strada, perché il paese di Auno veramente è difficoltoso dal punto di vista del parcheggio. Poi noi li portiamo via organizzando questo evento per diversi parcheggi, quindi perché non scendere a piedi, gustarsi il panorama delle vette feltrine e immergersi in questa filosofia, come dici te, lenta, dove possono gustarsi un trattamento Reiki, possono fermarsi, possono guardarsi queste famose genese, visitare il mercatino, guardarsi una conferenza, farsi leggere le carte, perché c'è anche uno spazio dedicato alla cartomanzia, c'è uno spazio dedicato al Fervida, non so se li conosci, è una filosofia diversa che quella, e devi proprio viverla a 360 gradi in totale naturalezza. La differenza anche proprio tra un qualcosa di veloce, così un'altra differenza è secondo me il fatto, no, che tutte queste discipline sono discipline diverse. Mi hai parlato di cartomanzia, mi hai parlato di Reiki, erboristica, sì. di Reiki, quindi energetica, naturopatia, eccetera. Però tutte insieme nessuna esclude l'altra, cosa che invece nella società odierna o sei bianco o sei nero, diciamo un po' in generale, però insomma è così, Sì, no? sì, sì, certo, ma come ti dicevo prima, nell'ultimo anno, anno e mezzo, c'è proprio una riscoperta di queste filosofie. Infatti, guardandosi intorno, ce ne sono molto di queste iniziative e sono anche molto frequentate. La nostra peculiarità è che c'è anche il lato culturale, capisci? Uno deve proprio arrivare sulla mattina, come dici te, andare con calma, godersi tutta la giornata, oltre a fare la filosofia energetica anche culturale, cioè anche la mente ha bisogno di nutrimento, non solo l'anima o la pelle o il fisico. Poi alla sera andare via a finire la giornata e magari ricordarsi anche di questo paese, perché noi non ci fermeremo qui, il prossimo anno abbiamo già contattato anche dei personaggi ancora più importanti dal punto di vista culturale. E Quindi poi siete in procinto di fare questo festival e poi il prossimo anno lo volete sicuramente riproporre. a meno che non succedano cose gravissime, assolutamente sì. E quindi il comitato organizzatore siete tu e Loretta, tu e tua sorella o ci sono anche altre persone che ti stanno dando una mano? Allora,
E qui è un po' un tasto un po' complicato, tutto è nato nella mia mente un po' particolare. Poi Loretta mi è venuta dietro perché anche lei ama questo tipo di filosofia. In paese, sai, è un paese piccolo, una cosa che spiazza perché porti su persone, complichi un attimo dal punto di vista della viabilità. C'è qualcuno che ci sta dando la mano, ringrazio Ionello Gorda è nativo del paese e che ci ha dato delle mani per cercare di trovare delle vie particolari. Ringrazio il sindaco di Sovramonte, anche lui ci sta dando una mano. E il prossimo anno, probabilmente il primo anno è un po' difficile convincere chi abita della potenzialità dell'evento, perché porteremo su persone che non conoscono il posto. Il prossimo anno si renderanno conto e forse ci daranno una mano ancora di più. Ne sono certa, guarda, sono sicura che proprio perché è un bel evento che porta delle belle energie, arriveranno delle belle energie anche da Aune, non solo da fuori, ne sono certissima. E quindi dove possiamo avere tutti gli aggiornamenti in tempo reale? Magari, non lo so, fate anche dei live, delle conferenze per chi non potrà esserci lì. Allora, la zona ha pochissima copertura telefonica, Quindi bisogna esserci. purtroppo. Si può utilizzare la wifi di casa mia e nel limite del possibile io cercherò di fare più possibile dei live dove riuscirò a farlo, però sai benissimo che chi organizza deve essere un po' ovunque, perciò sarà un po' difficile. Per le informazioni in questo momento, per prepararsi, le si possono trovare su Facebook, su Terris Ferrox, è un po' difficile da capire. Terris Ferrox con la X finale. Sì, che non chiedetemi cosa vuol dire perché, vabbè, lasciamo perdere. E altri canali social no, non mi interessa, voglio proprio come hai detto te, è un'energia particolare, le persone si fanno il passaparola e lo stanno facendo alla grande, chi è venuto su per vedere il posto che verranno a fare i banchi hanno detto che c'è un'energia positiva e questo aiuta. E quindi diciamo anche a tutti i nostri ascoltatori di non aver paura di queste streghe, anzi di andare incontro, di incontrarle ad Aune. Vuoi fare un ultimo recall sulle date e il luogo dell'evento? Allora, il 29 sera, sabato sera alle 20:30, 20:30 arriverà la professoressa Marina Benedetti, che è una docente dell'Università di Milano, studiosa delle storie della religione e di eresia, e verrà a fare una bellissima conferenza. Il sabato, la domenica alle 14 c'è Marino Perotto, alle 20 c'è Michela Zucca. E durante tutto il giorno di domenica, dalle 9 alla sera, non lo so, fino alle 22, diciamo, ci sarà un continuo susseguirsi di eventi, perché poi ci saranno le ragazze che fanno il Reiki, che vogliono fare una catena energetica. Ci sarà qualcosa. Ah, dimenticavo una cosa importante. In piazza ci sarà un food truck come punto di ristoro. Perciò in piazza troverete uno spazio proprio dedicato per fermarvi a mangiare, bere, riposarvi e poi continuare a girare. Il paese di Jaune non è grande, perciò non avrete tanto da camminare. E dimenticavo un'altra cosa, scusami, che anche se le iscrizioni sono chiuse, alle 13 c'era la camminata con una laureata in forestiale, Esther la Andrick. Esther Andrick, Ok. che è favolosa, e lei farà la camminata conoscitiva delle erbe, è venuta a fare un sopralluogo l'altro giorno, è rimasta affascinata perché ha trovato delle erbe che non conosceva. Però quest'anno l'iscrizione è chiusa, però è eccezionale che la signora. Comunque resterà là e se avrete voglia di parlare insieme, di farvi raccontare, lei è sempre disponibile. E quindi a me non resta che invitarvi il prossimo 29-30 luglio ad Aune di Sovramonte ad andare a casa di Francesco e di scoprire questo bellissimo evento. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Valdo TV 361. Alla prossima! Ciao, grazie.